Eder. Mech. Pallister. Sebastiano la mattina del 14 è molto impegnato. Adesso in questo video andremo a vedere le celle che aggancerà col suo cellulare nei suoi spostamenti e anche le durate di tali agganci. 14 dicembre 2021, ore 8 minuti e 50 secondi, durata aggancio 000 minuti e 1 secondo, zona, via Budrio SNC, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 8 minuti e 51 secondi, durata aggancio 007 minuti e 11 secondi, supermercato Zazzerone Cattinara, zona ex SS 202, località Rozzol, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 8:14 minuti e 54 secondi, lettore targhe, zona via Marchesetti via Forlanini. 14 dicembre 2021, ore 8:16 minuti e 06 secondi, durata aggancio 008 minuti e 19 secondi, verso casa, zona via Marchesetti, 59, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 8:16 minuti e 06 secondi, durata aggancio 000 minuti e 0 secondi, verso casa, zona via Marchesetti, 59, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 8:24 minuti e 25 secondi, durata aggancio 000 minuti e 04 secondi, cella di rimbalzo, verso casa, zona via Marziale 4, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 8:24 minuti e 25 secondi, durata aggancio 000 minuti e 04 secondi, verso casa, zona via Marziale 4, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 8:24 minuti e 29 secondi, durata aggancio 007 minuti e 37 secondi, verso casa, zona via San Pelagio 15, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 8:24 minuti e 29 secondi, durata aggancio 000 minuti e 0 secondi, verso casa, zona via Carlo De Marchesetti 21, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 8:32 minuti e 10 secondi, durata aggancio 0016 minuti e 0 secondi, dove è stato forse fermo per 16 minuti, zona via Giulia 77, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 8:48 minuti e 14 secondi, durata aggancio 0016 minuti e 0 secondi, dove è stato forse fermo 16 minuti, zona Riva Traiana, Molo 5, Porto Nuovo SNC, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 9:04 minuti e 18 secondi, durata aggancio 008 minuti e 05 secondi, dove è stato forse fermo 8 minuti? Allo studio, zona via Giosuè Carducci 29, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 9:12 minuti e 23 secondi, durata aggancio 007 minuti e 57 secondi. Il telefono è stato spento, allo studio, zona via del Molino a Vento 93, Trieste. Questo è il momento in cui l'alibi perfetto di Sebastiano si interrompe perché il suo telefono, come abbiamo visto, si spegne e, notate bene, si riaccenderà solo diverse ore dopo. Notiamo come quella che il telefono allo studio non prenda sia una palese fesseria, perché il telefono resta agganciato alla cella 8 minuti prima di essere staccato e dopo la riaccensione resta attaccato consecutivamente alla cella altri 20 minuti. 14 dicembre 2021, ore 12:10 minuti e 48 secondi, durata aggancio 0020 minuti e 26 secondi, riacceso telefono, resta 20 minuti fermo, è allo studio, zona, via del Molino a Vento 93, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 12:31 minuti e 17 secondi,
durata aggancio 0016 minuti e 1 secondo, zona via Armando Diaz 22, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 12:31 minuti e 17 secondi, durata aggancio 000 minuti e 0 secondi, zona Galleria Arrigo Protti 22, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 12:47 minuti e 21 secondi, durata aggancio 000 minuti e 0 secondi, zona via San Primo, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 12:47 minuti e 21 secondi, durata aggancio 0016 minuti e 0 secondi, dove è stato forse fermo 16 minuti, zona via San Primo, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 13:03 minuti e 25 secondi, durata aggancio 000 minuti e 0 secondi, zona via Bonomea, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 13:03 minuti e 25 secondi, durata aggancio 0016 minuti e 20 secondi, dove è stato forse fermo 16 minuti, zona via Bonomea, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 13:19 minuti e 50 secondi, durata aggancio 0018 minuti e 42 secondi, 18:42 minuti fermo alla cella di casa, zona via Carlo De Marchesetti 21, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 13:19 minuti e 50 secondi, durata aggancio 000 minuti e 0 secondi, zona via Marziale 4, Trieste. 14 dicembre 2021, ore 13:38 minuti e 32 secondi, durata aggancio 000 minuti e 04 secondi, strada statale 14, località Basovizza, Trieste. Sebastiano si troverebbe in via Giulia, quindi fino alle 8:48, ma sappiamo che Liliana transiterebbe da piazzale Gioberti, se fosse lei, alle 8:50. Dopodiché ci sono dei lunghi agganci statici su alcune celle e noi non sappiamo cosa lui faccia, visto che salterà il passaggio dalla galleria di via Rossoni, ma di certo poi, una volta arrivato al laboratorio, chissà perché il suo telefono sparirà per 3 ore. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.